Dalla Smart City alla Smart Region, siamo sempre a City Vision. Il nostro ospite per questa frazione è l'assessore Francesco Calzavara, assessore alla programmazione, ma anche referente per la Giunta regionale del Veneto per i temi dell'e-government e dell'agenda digitale. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, Assessore, dalla Smart City alla Smart Region, parliamo del Veneto, un territorio che è naturalmente disseminato di centri urbani, di luoghi di vita e di lavoro. Allora, qual è il senso? Perché pensare al Veneto come una Smart Region? Noi pensiamo che la scala regionale possa essere una scala giusta per iniziare un percorso di smart governance, che è qualcosa, credo, molto più ampio di una pura elencazione e sommatoria di iniziative che vengono fatte in termini di smart city e smart road. Credo che i tempi che stiamo vivendo, in particolar modo legati al possibile utilizzo di fondi del Recovery Fund, in particolar modo sui temi dell'innovazione tecnologica, impongano alle regioni di diventare un elemento aggregatore di servizi e quindi avere la capacità da questo punto di vista di dimostrare come la scala regionale possa essere effettivamente quel luogo che mette assieme tutta una serie di competenze digitali che sono state via via fatte nel corso di questi anni in maniera probabilmente un po' disomogenea. Adesso si tratta di riuscire a comprendere come la regione possa fare questo ruolo di capoprogetto di questa grande idea di innovazione tecnologica in una realtà come la nostra che vive anche della sua particolarità, dei suoi 560 comuni, di non avere dei comuni capoluoghi particolarmente numerosi sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista residenziale. Quindi è la regione, quei tanti comuni con abitanti frazionati che necessitano inevitabilmente di una regia complessiva. Io credo che questo possa essere il ruolo della regione nei prossimi 5 anni, anche attraverso la possibilità di incentivare questa forma aggregativa con dei fondi che ci arriveranno, spero in tempi brevi, dai Recovery Fund, e possa iniziare quel percorso di conoscenza del dato che mettono assieme fenomeni diversi tra loro. Cioè pensare che una città possa non dialogare con quello che gli succede attorno, credo che sia limitante. Ecco che allora alcune delle iniziative che sono state fatte vanno verso proprio quella interrelazione tra mobilità, trasporto pubblico locale, l'inquinamento, il turismo, fenomeni che fortunatamente in alcuni casi naturalmente no, come l'inquinamento, ma ad esempio il turismo piuttosto che il trasporto pubblico locale sono fortemente correlati tra loro. Quindi un territorio organizzato in una pluralità di comuni medi e piccoli, ce lo ricordava, una serie di fenomeni trasversali all'unità amministrativa minima. Ma quindi operativamente come state realizzando la Smart Region del Veneto? Ci sono alcune iniziative nate nella precedente legislatura che io sto conoscendo, essendo da assessore all'innovazione e ad altre tante cose da circa un mese, quindi ho visto alcuni di questi progetti che hanno iniziato il loro percorso. Penso ad esempio a MyData Autorità Urbane del Veneto per il comune di Padova, piuttosto che il MyData Veneto Orientale appunto per il Veneto Orientale, o il sistema per la mobilità sostenibile del comune di Verona. Sono iniziative che coinvolgono una sessantina di comuni e questi devono iniziare un loro percorso. Ne produciamo tantissimi, ne rileviamo un numero enorme, ma è proprio questo tema della redistribuzione, della lettura di questi dati è sicuramente la sfida centrale. Allora, Assessore, quali sono le caratteristiche tecniche della piattaforma Smart Veneto, Smart Region Veneto? Il sistema vorrebbe in qualche modo tentare di vincere una sfida che vede una rete di una rete di sensori, scusate, diffusi nelle città che raccolgono i dati sul traffico, cui dicevo prima, sull'inquinamento, sui parcheggi, sul riscaldamento, ma anche ad esempio penso
proprio per l'esperienza che ho vissuto io come presidente di seconda commissione sul territorio, avere la capacità di un'analisi puntuale su quello che è il consumo del suolo della nostra regione. Per tanti anni continuiamo ad essere additati come quelli che consumano più suolo. Siamo anche una delle poche regioni che si è dotata di una legge sul contenimento del consumo di suolo. Sarebbe interessante avere dei dati sempre più puntuali, sempre più trasmessi dalla periferia verso il centro, per un'analisi di capire se le politiche che sono state messe in atto dalla regione hanno effettivamente questi effetti, e questo passa attraverso, credo, la creazione di una serie di piattaforme che vengono messe a disposizione delle amministrazioni comunali, con, appunto, come dicevo prima, il compito della regione di creare un'infrastruttura basata sul big data. Credo che questo sia il tema principale sul quale la regione deve concentrare i propri sforzi, cercando da questo punto di vista anche di avere una razionalizzazione all'interno delle tante strutture che oggi si occupano di ICT a livello regionale, e che magari dovrebbero, da questo punto di vista, vedersi raggruppato in una sorta di agenzia che razionalizza, ottimizza naturalmente le risorse, ma fa sì che la convergenza del dato arrivi in un'unica piattaforma. E questo per poi incentivare ulteriormente sistemi di intelligenza artificiale che abbiano la capacità, come dicevo prima, di analizzare, ma dare anche delle previsioni. Credo che possa essere estremamente interessante per chi governa una regione comprendere come alcune soluzioni, ma anche per chi comprende strumenti da mettere a disposizione anche delle amministrazioni comunali, cioè riuscire ad avere attraverso questi modelli la possibilità di dare alle amministrazioni comunali degli strumenti che gli dicono: guarda che se tu fai questa scelta nel tuo territorio potrebbe succedere questo, perché dal dato e dai movimenti che abbiamo, una tua scelta di carattere urbanistico piuttosto che viabilistico avrebbe questa incidenza sul tuo territorio. E questo potrebbe essere una bella sfida, perché vorrebbe dire dare gli strumenti a tutti, alla regione in primis, ma anche all'ultimo comune della nostra regione, uno strumento di pianificazione e di conoscenza di quello che potrebbero essere le ricadute delle scelte che fanno, cercando naturalmente di mirare alla migliore qualità dei servizi per i propri cittadini. Quindi rete di sensori, raccolta di big data, sistemi di intelligenza artificiale, elaborazione di modelli predittivi a servizio della regione e delle singole amministrazioni. Molto chiara questa immagine della Smart Region Veneto Platform, ma se le chiedessi, Assessore, anzi glielo chiedo, quali sono gli aspetti più distintivi, i tratti peculiari, quali sono, vorrei dire, le sfide di questa iniziativa? Credo che la sfida in una regione che fa fatica a vedere comuni aggregarsi tra loro, a fondersi, e quindi una regione che è fortemente identitaria, quella dei 563 campanili, la sfida è quella di far comprendere che esiste una regione che ha un progetto complessivo di crescita della competenza digitale, dei contenuti digitali che possono essere messi a disposizione della pubblica amministrazione e di conseguenza poi dei cittadini, per migliorare la qualità della vita. Questo passa inevitabilmente attraverso il tema della connettività. Noi purtroppo scontiamo ancora questi ritardi incomprensibili e inaccettabili della banda ultralarga, perché il rischio è quello che arrivi la banda ultralarga quando poi magari ci sarà la banda mega ultralarga, insomma, o qualcosa di diverso come l'avvento di 5G, che qualcosa di nuovo dirà sicuramente nel modo di connettersi uno con l'altro e tutto quello che sarà l'IoT. Ma proprio perché vengo da un'esperienza, che racconto un piccolo aneddoto che mi è ritornato in mente in questi giorni, insomma, nel 1900, all'inizio, agli albori, diciamo, della telefonia mobile, il comune di Jesolo, io ero assessore, è stato uno dei primi comuni che ha fatto il WAP,
il WAP credo che non se lo ricordi nessuno, era uno dei primi sistemi per riuscire a navigare e a trovare contenuti all'interno di un telefonino. È durato 9 mesi e dopo è stato superato. Quindi il rischio che con questa accelerazione continua che c'è dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, che si rischi di arrivare con un progetto stanco. Ecco, credo che quello che deve cercare di provare a fare l'amministrazione regionale è di arrivare con un progetto contemporaneo, veloce, praticabile, semplice anche ad amministrazioni che non hanno un responsabile dell'ICT, ma hanno il geometra di turno che tenta di sistemare il sito internet, e dia la possibilità a queste amministrazioni di comunque garantire un minimo di servizi ai propri cittadini. Penso a tutto al portale MyPortal della Regione del Veneto, penso a PagoPA, a tutte quelle implementazioni che cercheremo di portare avanti nel corso dei prossimi mesi, proprio per essere più vicini a dove il digital divide è ancora consistente. Assessore, il WAP sarà anche durato 9 mesi, ma ci ha riportato dei ricordi fantastici di gioventù, almeno per quanto mi riguarda, quindi grazie per questa immagine. Ma in conclusione vorrei capire con lei, vorrei che ci aiutasse a capire a che punto è operativamente lo sviluppo di questo progetto. Allora, qui mi sono fatto fare un inevitabile report, perché rischierei di dire cose non vere, e preferisco da questo punto di vista leggervi un po' quello che sta succedendo e che naturalmente è un work in progress che la Regione sta applicando. Quindi entro fine anno saranno disponibili i primi risultati del progetto per la mobilità sostenibile del Comune di Verona. Il progetto invece, per quanto riguarda quello di Padova, il MyData Autorità Urbana del Veneto, è in fase di conclusione della sua progettazione, e a metà del prossimo anno dovremo iniziare ad avere primi dati sensibili per capire la portata di questo progetto. Il progetto invece, per quello che riguarda il Veneto orientale, è in fase di approvvigionamento, e questo avremo i primi dati nella seconda metà del prossimo anno. Quindi cantiere aperto che continua a produrre e a vedere attuato quel progetto di Smart Region che riteniamo sia un obiettivo anche di mandato per arrivare alla fine di questi 5 anni con una regione che effettivamente sia al centro di una sorta di vera disponibilità a sostenere le pubbliche amministrazioni. Ecco, credo che ci sia una forte necessità da parte della regione al proprio interno di razionalizzare alcuni percorsi, quindi migliorare le performance da questo punto di vista della qualità di prodotti che già la Regione dà. Ma secondo me il ruolo principale sarà proprio quello di riuscire a mettere assieme pubbliche amministrazioni, società controllate, partecipate, enti, e comunque un perimetro nel quale la Regione si muove, dove far comprendere che oggi c'è una Regione che ha l'ambizione di porsi al centro di questa grande operazione di digitalizzazione e innovazione tecnologica, sperando naturalmente anche di avere e di poter utilizzare quei fondi a cui facevo riferimento, in particolar modo del Recovery Fund. Quindi un progetto che guarda lontano, ma che comincerà a breve, sta già cominciando a dare i primi risultati. Io credo che ecco, se riusciremo nel corso del primo semestre 2021 di avere i primi dati, credo che dovremo necessariamente anche evidenziare le buone pratiche. L'effetto emulazione da noi funziona sempre, quindi credo che più avremo la capacità di avere questi dati e far comprendere cosa vuol dire avere la conoscenza del dato e l'elaborazione della stessa, più ci permetterà di comunicare al resto dei comuni per fargli comprendere come essere parte di questa grande sfida che la Regione si è data. E noi siamo qui per raccontare passo dopo passo tutto quello che accadrà. Allora grazie Assessore, grazie per il sostegno che con la Regione... Avrei preferito essere lì di persona, sarà per il prossimo anno. Sarà sicuramente così. Buon lavoro a tutti. Grazie all'assessore Francesco Calzavara, il responsabile per i temi dell'agenda digitale per la Giunta regionale del Veneto. Grazie per il sostegno che la Giunta e l'agenda digitale hanno dato e continuano a dare a Cityvision, e noi siamo pronti per il prossimo segmento di questa giornata.